A scattare la fotografia Fabbrica Padova, il centro studi di Confapi, Associazione delle piccole e medie imprese. Se il dato italiano parla di un tonfo nella produzione industriale con un meno 7,2% da inizio 2023, il Veneto e Padova rappresentano un'isola ancora felice, rispettivamente con il 2,2% e il 2,3% di incremento. Questo dipende molto dai settori di attività, ma anche dalla caratteristica del sistema produttivo del nord-est e di Padova in particolare, dove le aziende sono agili, sono in grado di affrontare i momenti difficili e sono anche per certi versi fortunate, o meglio non è fortuna, ma è che sono inserite in ambiti del mercato che fortunatamente fino ad ora hanno tenuto un po' di più. Tra i prezzi in calo anche quelli energetici, che hanno toccato, rispetto al 2022, un meno 12,6%. La risposta delle aziende non deve farsi attendere. Quando tutto questo, cioè l'aumento dei prezzi, si scarica sui consumi delle famiglie e quindi su ciò che non è comprimibile o aumentabile perché salari e stipendi sono rimasti quelli, c'è una sostanziale condizione di blocco. Bisogna che adesso con generosità e con lucidità e pragmatismo tutte le aziende capiscano che bisogna ridurre un po' i prezzi di vendita grazie ai risparmi che verranno fatti sull'energia e sulle materie prime, in modo da riportare i prezzi a un livello accettabile per quanto sono i livelli di acquisto dei consumi. Questo è il punto. Il rischio è alto, sottolinea Confapi. Se no, noi avremo sempre un'inflazione al 7-8% che per metà è fatta di paura, preoccupazione legittima, atteggiamento molto attento delle imprese, ma questo blocca tutto. Bisogna che ci sia una specie di rivoluzione culturale che dice è il momento di essere più pragmatici, logici e quindi rivedere le strutture dei prezzi.